Benvenuti, oggi è mercoledì 29 gennaio 2025. Il sole sorge alle 7:07 e tramonta alle 17:19. La luna si leva alle 7:19 e cala alle 17:17. Oggi si celebra San Valerio di Ravenna. Il nome Valerio ha origine latina e significa che sta bene in salute. Oggi, 29 gennaio, si celebra la giornata internazionale del puzzle. L'International Puzzle Day è un giorno speciale per gli amanti del gioco con le tessere più famoso al mondo. Nonostante gli amanti di questo gioco da tavolo siano tanti, sono solamente in pochi a conoscerne la storia. I puzzle sono stati inventati nel 1760 dal cartografo e incisore di Londra John Spilsbury. Quello che uscì era un rompicapo che i suoi allievi dovevano risolvere ricomponendo la cartina. A partire dagli anni 50 i tradizionali puzzle in legno vennero poi sostituiti da quelli in cartone, che avevano anche il vantaggio di una migliore qualità di stampa e permettevano di riprodurre fedelmente quadri celebri e foto spettacolari. Compie 71 anni Oprah Winfrey, la celebre conduttrice americana. Ha iniziato la sua carriera come giornalista e nel 1986 ha lanciato il suo talk show The Oprah Winfrey Show, che è diventato il programma più seguito della storia della televisione. Ha prodotto e recitato in diversi film e serie, tra cui Il colore viola. Oprah è anche una delle donne più ricche e influenti del mondo e si dedica a numerose iniziative filantropiche. Nel 2018 ha ricevuto il Golden Globe alla carriera. Festeggia 80 anni l'attore americano Tom Selleck. I baffi più affascinanti di Hollywood sono i suoi, resi immortali dalla serie Magnum P.I., di cui è protagonista per 8 stagioni, arrivando a meritarsi una stella sulla Hollywood Walk of Fame. Ha recitato in numerosi film e serie, tra cui Tre scapoli e un bebè, The Closer e Blue Bloods. Compie 48 anni Costantino della Gherardesca, il presentatore televisivo e radiofonico noto per la sua ironia e il suo stile eccentrico. Ha iniziato la sua carriera televisiva nel 2001 come ospite fisso del programma Chiambretti c'è. Da allora ha partecipato a diverse trasmissioni come opinionista, concorrente e giudice, tra cui L'Isola dei Famosi, Ballando con le Stelle, Il cantante mascherato e 4 matrimoni. Dal 2013 conduce il reality show Pechino Express, in cui mette alla prova le coppie di concorrenti in un viaggio avventuroso in Asia. Accensione elettrica, carburatore, 2 posti a sedere e niente pedali. Freno e acceleratore azionati a mano. Con la Motorwagen brevettata il 29 gennaio del 1886 dall'ingegnere tedesco Karl Benz, nacque l'autovettura a motore, alimentata a benzina. Ma sapete come funzionano le lampadine a incandescenza? Fino alla fine del XX secolo, la forma più diffusa di illuminazione elettrica domestica è stata la lampadina a incandescenza, al cui interno un sottile filamento metallico diventa incandescente quando è attraversato da corrente elettrica. Ma quindi, se parlo di incandescenza, c'è il rischio che la lampadina prenda letteralmente a fuoco? No, fortunatamente il filo non crea scintille, generalmente, perché la lampadina è riempita di gas inerte, cioè un gas che non reagisce facilmente come invece farebbe l'aria.
Alle 22 di lunedì 29 gennaio 1951 la radio diffonde la voce del presentatore Nunzio Filogamo che annuncia l'inizio della prima edizione del Festival della Canzone Italiana, ospitata nel lussuoso Salone delle Feste del Casinò di Sanremo. Trionfa Grazie dei Fiori, cantata da Nilla Pizzi. Oggi vi parlerò di un modo di dire molto comune: essere l'ultima ruota del carro. Si usa per descrivere una persona che viene o si sente trascurata, messa da parte o chiamata solo quando serve. L'origine di questo modo di dire risale al mondo contadino. I carri agricoli, oltre alle 4 ruote, ne avevano una quinta, che era una ruota di scorta, usata solo in caso di emergenza. Questa ruota era considerata inutile perché difficilmente si rompeva una delle altre 4. Così, sentirsi l'ultima ruota del carro vuol dire essere come quella ruota di scorta che viene tenuta solo per precauzione. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. Il matto di oggi è il comico statunitense V.C. Fields, pseudonimo di William Claude Duckenfield. Bizzarro e iconico, ha portato sulle scene e sullo schermo il suo personaggio di misogino tracagnotto, dal naso sempre rosso, alcolizzato e sboccato, pronto a sparlare del Natale, dei bambini, delle vecchiette e di qualsiasi ipocrita convenzione sociale. Ci salutiamo con la frase del giorno. Anton Chekhov diceva: si dice che la verità trionfa sempre, ma questa non è una verità. La puntata di oggi è volta al termine. Vi aspetto come sempre anche domani su questi schermi. Mi raccomando, non cambiate canale e continuate a seguirci con l'Almanacco. Buona giornata dalla vostra Martina.